Ad oggi non ho ricevuto chiamate di disdetta da parte dell'USL, quindi conto che mercoledì, come stabilito, verranno gli infermieri a farmi il prelievo. Così la signora di via Mazzocco, a Mogliano, costretta a letto, fa il punto della situazione dopo quanto dichiarato qualche giorno fa dalla figlia ai nostri microfoni. Il personale dell'USL ha detto che non viene più ad assisterla a casa né a fare i prelievi e nulla perché la strada è indecente, quindi stiamo perdendo dei servizi fondamentali. Le nostre telecamere avevano testimoniato lo stato in cui inversa via Mazzocco, che conduce ad una quindicina di abitazioni, buche profonde che rendono praticamente impossibile per gli anziani uscire di casa. Ma alla polemica per le condizioni di via Mazzocco si era aggiunta quella suscitata dalle parole che sarebbero state pronunciate da un'infermiera dell'USL, frase a cui aveva fatto seguito l'immediata replica del direttore generale dell'USL 2, Francesco Benazzi, che aveva garantito il servizio e poi aveva aggiunto: se avessimo avuto anche solo il minimo sospetto di un'azione del genere avremmo subito fatto partire un'indagine interna. Non so, continua l'anziana, perché mi sia stato detto così, ma io non posso muovermi da casa, quindi sono certa che l'USL verrà, come tra l'altro fatto finora, nonostante le buche. Insomma, a questo punto non resta che attendere mercoledì, giorno fissato per la visita domiciliare in via Mazzocco.